Benvenuti! Oggi è martedì 5 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 17:57. La luna sorge alle 2:58 e cala alle 12:02. Oggi si celebra Sant'Adriano. Il nome Adriano deriva dal latino e significa abitante di Adria o proveniente da Adria. Il suo numero fortunato è il 6. Il colore è il blu, la pietra è il rubino, mentre il metallo è il rame. Dal 5 marzo 2023 si celebra la Giornata internazionale per la consapevolezza sul disarmo e la non proliferazione, una nuova ricorrenza voluta dall'ONU per promuovere la pace e la sicurezza nel mondo. Oggi compie 29 anni Alice Campello, l'influencer imprenditrice, figlia di una nota famiglia proprietaria di concessionari d'auto nel nord Italia. Dal 2016 è sposata con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, conosciuto su Instagram. La coppia ha 4 figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella. Giorgia Palmas festeggia oggi 42 anni. La bella sarda è diventata famosa come velina mora di Striscia la Notizia insieme alla bionda Elena Barolo. Ha poi lavorato con Carlo Conti, Dario Argento e Antonio Ricci. Ha vinto l'Isola dei Famosi nel 2011 e ha condotto Paperissima Sprint con il Gabibbo e Vittorio Brumotti, che è il suo ex compagno. Eva Mendes compie oggi 50 anni. La modella e attrice americana ha iniziato la sua carriera in spot e videoclip, poi ha recitato in film come Training Day, Fratelli per la pelle, C'era una volta in Messico e Hitch. È legata sentimentalmente all'attore Ryan Gosling, da cui ha avuto 2 figli, Esmeralda e Amanda. Chi non ha mai cantato una canzone di Lucio Battisti? Il 5 marzo del 1943 nasceva il genio della musica italiana, che ha segnato la storia e il cuore di milioni di persone. Con la sua chitarra e la sua voce, Battisti ha dato vita a capolavori come Balla Linda, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e La canzone del sole, frutto della sua straordinaria collaborazione con il paroliere Mogol. Battisti ha saputo unire il pop con il rock e il soul, creando uno stile inconfondibile e originale. Con il poeta Panella ha realizzato album audaci e controversi, come Don Giovanni e Hegel. Ti capita mai di svegliarti un minuto prima della sveglia e rimpiangere quel minuto di sonno perso? C'è una spiegazione scientifica. Il nostro corpo ha un orologio biologico che si adatta ai nostri orari, se li manteniamo regolari. Così ci sveglia da solo, senza bisogno di allarmi. Questo orologio biologico segue il ritmo circadiano, che dipende dalla luce e dal buio. Quando scende la notte, i nostri occhi mandano un messaggio al cervello. È ora di dormire. E adesso sentiamo cosa hanno da dirci le stelle e gli astri grazie alle parole di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi un'austera luna in Capricorno vuole riportare tutto ad una certa realtà. Vediamo se ci riuscirà. Ariete, oggi la luna è in quadratura e non è certo uno dei suoi aspetti più favorevoli per voi. Forse ci sarà il bisogno di ritornare un po' nei ranghi e di occuparsi un po' di questioni familiari ed economiche. Toro, la giornata di oggi porta una bella notizia con sé. La luna oggi è vostra amica, migliora il rumore e risalgono decisamente le vostre quotazioni. Anche al lavoro potreste farvi sentire sotto un profilo decisamente più congruo e concreto per un'idea o un punto di vista che avete saggiamente partorito. Gemelli, la luna oggi ha smesso di farvi dispetti, quindi risale l'umore. Dalla distanza in Capricorno può ben poco, trastullatevi invece nel gioco seduttivo di Marte, Venere e Plutone, che vi istigano letteralmente a distrarvi con l'amore, mentre Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno non sono proprio dalla vostra parte, quindi bisogno di semplificare le idee
è di concentrarvi sulla parte bella delle cose. Curate bene la salute e il fisico. Cancro, giornata decisamente interessante. La vostra luna è in opposizione. Quando questo accade, date dei risultati alquanto bizzarri, proprio perché idealmente è nel vostro settimo campo, per cui l'amore è sempre una priorità per voi. Più dolci e appassionati come sempre, oggi tenterete di trovare la quadra tra distanze siderali che sembrano dividere voi e il vostro partner. Leone, giornata oggi che perde l'appoggio della Luna e vi lascia soli contro Plutone, Marte e Venere, quindi un po' di revisione in amore, ma qualcosa sembra misteriosamente emerso e forse una chiarezza maggiore vi darà modo di valutare le cose anche da alcuni punti di vista, per cui dovrete ammettere i difetti vostri, della situazione e del partner. Vergine, giornata interessantissima oggi che fa risalire il vostro umore già provato da tutta una serie di opposizioni planetarie molto forti, e la Luna in Capricorno che saggiamente vi aiuta a farvi una ragione delle emozioni contrastanti dentro di voi, e soprattutto proprio perché è un periodo in cui gli altri hanno un peso forse un po' eccessivo nella vostra vita. Questa Luna vi aiuterà a comprendere e ad accettare anche delle ragioni in maniera quasi zen, con molta calma e filosofia. Insomma, Bilancia, oggi la giornata inizia con una luna storta in quadratura, e quando questo accade per voi venusiani, che però per ora godete del trigono di Venere, di Marte e di Plutone, non è sempre l'umore ideale. Oggi è una giornata in cui si potrebbe fare sentire qualche ex, quindi cari Bilancia, non lanciatevi in dei ricordi del bel tempo che fu o di un passato di cui non vi fate una ragione. Siete sereni e sorvollate, ma ascoltate le ragioni del partner. Scorpione, giornata oggi con una luna molto amica che si avvale anche dei trigoni che vengono dai pesci da Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno, ed è bene che voi prendiate a piene mani tutta una serie di occasioni, perché è un periodo di collaborazioni, un periodo di firme, un periodo in cui potete proporvi e sicuramente sarete molto apprezzati. Sagittario, luna di seconda casa oggi, quindi è ora di occuparsi di qualcosa di pratico, anche se non è tutto oro quello che luccica, e quindi lo zodiaco vi vuole avvertire di non essere troppo faciloni o positivi rispetto a tutta una serie di faccende che potrebbero sembrare dei buoni affari a primo acchitto, mentre invece potrebbero rivelare qualche sorpresa dopo, quindi attenzione. Capricorno, luna oggi con una mission molto importante nei vostri gradi, ammorbidirvi e lanciarvi un po' nella divina confusione nettuniana, quindi emozioni che vi pervadono, emozioni di cui non sembrate totalmente padroni, paura di perdere il controllo, ma no, si chiamano solo sentimenti. Se si potessero razionalizzare sarebbero ragionamenti, ma questo è un periodo di sentimenti, viveteli. Acquario, giornata interessantissima oggi perché la luna è in un emotivo 12° campo in Capricorno, ed ecco che diventate un pochino più morbidi, più emotivi, più fantasiosi, più romantici. La bella Venere e Marte stanno combinando per voi le trame che vengono tessute con molta sapienza, come quelle delle parche, delle more, di un destino che è inevitabile, come l'amore. Pesci, giornata bellissima con una luna molto amica e che tra l'altro fa pace con i pianeti Saturno, Sole e Mercurio. Con Nettuno nelle prime ore della mattinata potrebbe avere qualche sussulto emotivo, ma la giornata che pensavate essere partita male invece si dischiuderà in una splendida giornata piena di soddisfazioni per voi. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 5 marzo del 1876 nasceva a Milano il Corriere della Sera, il giornale che avrebbe raccontato l'Italia e il mondo per oltre un secolo. Con 4 pagine e 3.000 copie, il primo numero offriva ai lettori cronaca, politica, cultura, curiosità. Grazie al telegrafo e alla rotativa, il Corriere aumentò rapidamente la sua diffusione e la sua qualità, diventando il quotidiano più letto del paese. Sul Corriere scrissero i grandi nomi della letteratura italiana, da Carducci a Pirandello, da D'Annunzio a Deledda.
Fu anche pioniere nell'editoria, lanciando periodici come La Domenica del Corriere e Il Corriere dei Piccoli. È ancora oggi una delle voci più autorevoli e prestigiose del giornalismo italiano. Quante volte avete sentito dire a qualcuno "botta risali"? Si tratta di un'imprecazione molto famosa che si lancia verso qualcuno verso cui non si nutre grande simpatia. Ma perché si dice? Beh, la risposta è presto detta. L'origine di questa frase è abbastanza antica ed è ricollegata al duro lavoro dei minatori. Questi estraevano il sale in anguste e pericolose gallerie e spesso sbattevano la testa contro pareti rocciose. Così è nata l'imprecazione. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi parliamo di John Belushi, il mitico protagonista di The Blues Brothers e Animal House, morto il 5 marzo del 1982 a 33 anni per un'overdose di cocaina ed eroina. Un finale tragico per una rockstar della comicità. L'attore, cantante e comico statunitense non si è mai sentito a suo agio nella società americana, schiacciato dallo star system. La droga ha minato la sua salute e la sua carriera, soprattutto durante le riprese di The Blues Brothers. Ci salutiamo con la consueta frase del giorno. Se vuoi sapere com'è un uomo, guarda bene come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari. E anche oggi la nostra puntata giunge purtroppo al termine, ma non temete perché tra un po' di ore torniamo con una nuova strepitosa puntata del nostro almanacco.